Tutto pronto per la sesta corsa, confronto per cavalli di 3 anni, vincitori da 3 a 9.000 euro in carriera. Una prova in cui è favorito il numero 5 di Girl on Fire Obfont. Giampaolo Minnucci per Paolo Romanelli. Macchina che inizia a muoversi, 1 giravolta, Edoardo Baldi, 2 Geco Jump Davide Cangiano, 3 Gullit Edoardo Baccalini, 4 Gardenia V Manuel Pistone, 5 Girl on Fire Obfont Giampaolo Minnucci, 6 Guizzo dei Venti Giuseppe Lombardo, 7 Garin Lubi Carmine Piscoglio, 8 Gaudi Trio Giuseppe De Filippis, 9 Gioia Sat Antonio Di Nardo. Macchina prende velocità, si prepara al lancio. Partiti. È veloce Gardenia V che prova a scavalcare Geco Jump, poi in corda Gioia Sat velocissima dalla seconda fila. In mezzo alla pista ci sono Girl on Fire Obfont e Guizzo dei Venti. Sbaglia Girl on Fire Obfont che viene rimessa al volo. Numero ma rimane in ultima 1 giravolta posizione. squalificato. E così 200 metri iniziali passati in 14,8 in vantaggio Gardenia V nei confronti di Geco Jump, poi Gioia Sat, quindi Gullit, di fuori c'è Gaudi Trio con in scia Guizzo dei Venti, ancora in corda Garin Lubi, alla retroguardia Girl on Fire Obfont. 37 per i primi 400 metri di corsa. Gardenia V guida nei confronti di Geco Jump, di fuori prova ad avanzare Gaudi Trio, Gioia Sat è terza in corda che precedendo Guizzo dei Venti, mentre in terza pariglia esterna Girl on Fire Obfont. Sotto le tribune Gardenia V sempre in evidenza nei confronti di Geco Jump e Gaudi Trio, poi Gioia Sat e Guizzo dei Venti, Gullit e Girl on Fire alla retroguardia Garin Lubi. 1 e 3 i primi 800 metri di corsa, sbanda pericolosamente Gaudi Trio che perde così ogni chance. Tanto Gardenia V passa il primo chilometro in 1,18 e mezzo. È sempre in vantaggio nei confronti di Geco Jump, di fuori Gioia Sat che ha spostato. 5, Girl in on corda Fire rimane Obfont squalificato. poi Guizzo dei Venti a contatto, a 400 dal palo. Gardenia V sempre in evidenza su Gioia Sat che prova ad avanzare al largo. In corda Geco Jump. A contatto anche Gullit, quando siamo a metà dell'ultima curva Gioia Sat passa all'attacco, va su Gardenia V che si difende, in corda Geco Jump, poi Guizzo dei Venti, la retta d'arrivo per Gardenia V che è in vantaggio, si aggancia un attimo con Gioia Sat, di dentro Geco Jump, scatta Guizzo dei Venti a centropista, Geco Jump di dentro, Geco Jump e Guizzo dei Venti, Geco Jump vince nei confronti di Guizzo dei Venti, poi Gioia Sat. 1,16,7 Geco Jump in open stretch, Davide Cangiano che lo porta al traguardo, un percorso perfetto da seconda in corda alle spalle di Gardenia V. Nel finale trova il varco interno e vince su Guizzo dei Venti, al terzo posto Gioia Sat. Il successo di Geco Jump per i colori della scuderia Jumping, Edoardo Baccalini al training, Davide Cangiano alle guide.